Sì, siamo molto delusi in effetti da quello che è emerso da questo tavolo e soprattutto dall'ottica con cui il comandante stesso della polizia locale vede la polizia locale. Vede la polizia locale ancora legata alla vecchia figura del vigile urbano, parlando di un'attività di polizia giudiziaria legata prettamente ad un'attività di polizia amministrativa, quando in realtà ormai è consolidata la cosa. Cioè la polizia locale fa polizia giudiziaria a tutti gli effetti, come tutte le altre forze di polizia. Dunque delusi i sindacati sul primo vero confronto con l'amministrazione comunale dopo la raffica estiva delle aggressioni agli agenti. Tante le questioni che restano senza risposta. L'impegno a potenziare la formazione non basta, dicono i sindacati. Insieme però hanno deciso di sospendere lo stato di agitazione che era stato indetto proprio per sollecitare un primo confronto con il comune. È una sospensione, diciamo, un po' così, diciamo, non sono stato contento io come sindacato, perché sul tavolo della sicurezza ho sempre pensato che anche un giorno di infortunio c'è una gravità. Poi sui dispositivi individuali non ho visto neanche una risposta, body cam, taser, non c'è stata risposta. Invece io vedo, io come ho detto al sindaco, come mai i comuni fuori, sindaci, comandanti di polizia vogliono acquistare questi e sono in cerca anche di fondi per mettere in sicurezza i loro lavoratori. Vuol dire che forse loro hanno visto la gravità di un indice di frequenza che sta aumentando e anche il degrado che sta aumentando. Allora qui siamo all'anno zero, abbiamo 20 giubbotti antiproiettile per un organico di 100 dipendenti. Qui siamo all'anno zero, la questione del taser è una questione veramente che riguarda proprio in modo marginale la questione. Siamo qui perché siamo fortemente preoccupati della vita e dell'incolumità degli agenti che sono mandati allo sbaraglio ad affrontare la malavita e il TSO, quindi gli interventi sanitari obbligatori che però devono avere il supporto e la sicurezza per non mettere a rischio né la vita del paziente né quella della gente. Noi contiamo molto che il prefetto, come ci ha promesso, porti questa questione a livello di governo centrale, sia per quanto riguarda la normativa in merito all'equipaggiamento e ai dispositivi di sicurezza in dotazione alla polizia locale, sia appunto quanto riguarda le tutele e il riconoscimento della polizia locale come una forza di polizia, seppur a livello locale, comunque come forza di polizia a tutti gli effetti.